È necessario programmare, promuovere, combattere per rendere sempre più appetibili e fruibili la nostra terra e i nostri imprenditori. È fondamentale a tal proposito che le imprese, in particolare quelle artigiane, mettano a disposizione del turista non solo la più alta gamma di prodotti e sensazioni, ma se stesse. Sono parole di Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna, in occasione del tradizionale report dell'Ufficio Studi sulla situazione turistica regionale nel cuore dell'estate, che anche nel 2025 si conferma sempre più forte, ed il numero uno dell'associazione parla di un triplo brand di successo, Sardegna Turismo Artigianato, che deve fungere da propulsore anche per la nascita di nuove imprese artigiane. Nel dettaglio sono infatti 5.941 le attività artigiane operanti in settori di attività interessati dalla domanda turistica, che già nello scorso anno, tra giugno e settembre, hanno soddisfatto le richieste di oltre 12 milioni di visitatori. Quindi una su 6 delle circa 34.000 imprese artigiane della Sardegna, equivalente al 17,5% di quelle registrate presso le Camere di Commercio, è coinvolta direttamente e con l'indotto nel mercato turistico regionale. Il valore aggiunto della filiera e del turismo in Sardegna è di 994 milioni di euro e rappresenta il 3,1% del prodotto interno lordo regionale. Queste imprese si occupano di attività legate alle vacanze e allo svago, dall'agroalimentare ai servizi turistici, dalla cura della persona alle attività ricreative, culturali e dell'intrattenimento, dai bar, caffè e pasticcerie alla somministrazione di alimenti e bevande per arrivare ai trasporti, gestione di strutture ricettive e sportive, ma anche produzione e vendita di monili, artigianato artistico, abbigliamento e calzature. L'analisi è stata realizzata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna sui dati di Istat, Union Camere e Infocamere, Ministero del Lavoro degli ultimi 2 anni, sul turismo e sull'artigianato interessato alle attività connesse. Grazie al trend positivo del turismo, per queste realtà produttive cresce la domanda di beni e servizi generata dalle centinaia di migliaia di arrivi e dai milioni di presenze, con l'auspicio per quest'estate che si riconfermino le buone performance delle presenze turistiche dello scorso anno. La ricerca ha anche esaminato i dati Istat sul movimento dei clienti per esercizi ricettivi, evidenziando che nei mesi estivi da giugno a settembre 2024 sull'isola si sono raggiunte oltre 12 milioni di presenze, il 77,9% di quelle registrate complessivamente durante tutto l'anno. Si tratta del 7,5% di presenze in più rispetto allo stesso periodo estivo del 2023. Una crescita trainata dalla componente straniera, 47,3% delle presenze totali. La metà proveniente da Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito e Paesi Bassi, i cui pernottamenti salgono del 12% nell'estate 2024 rispetto a quella precedente, mentre quella domestica, quella italiana, segna un più 3,6%. I primi 5 comuni sardi per maggior numero di presenze straniere sono Alghero, Arzachena, Olbia, Budoni e Palau. Dall'analisi dei dati di Banca Italia sul turismo internazionale è stato rilevato inoltre che sull'isola la spesa dei turisti stranieri, che nel 2024 ha raggiunto un ammontare di 1 miliardo e 849 milioni, il 4,55% del prodotto interno lordo, nel 65,5% dei casi viene sostenuta dai 3 mesi estivi, da luglio a settembre. Ulteriori dati di Unioncamere, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior, relativi alla domanda di lavoro delle imprese,
evidenziano invece che per l'estate in corso, nei 3 mesi estivi giugno, luglio e agosto, le imprese con dipendenti della Sardegna dei servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici hanno previsto 25.640 nuove entrate, pari al 46,1% delle 55.000 previste dalle imprese di tutti i settori. Rispetto allo stesso periodo del 2024, il trend risulta assolutamente crescente, con 2.860 ingressi preventivati in più 12,6%. Il turismo, come è noto, rappresenta uno dei più importanti pilastri della domanda interna, conclude il presidente Giacomo Meloni, soprattutto per la nostra regione. Domanda che oggi più di ieri deve essere sostenuta e tutelata anche per contrastare le conseguenze dei dazi che indeboliranno la domanda, e sul versante dell'offerta in Sardegna le imprese artigiane, pari al 17,5% dell'artigianato totale, per un valore che la posiziona al 4° posto nella classifica nazionale, dando lavoro a 15.289 addetti. In chiave settoriale, il comparto principale del turismo in Sardegna è l'agroalimentare, che conta 1.381 imprese, il 23,2% delle imprese artigiane del settore, e produce cibo e bevande, prodotti per cui siamo famosi presso i turisti stranieri e la cui qualità permette al nostro paese di primeggiare per numero di prodotti agroalimentari e bevande alcoliche a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione Europea. Seguono le 1.283 imprese delle altre attività manifatturiere e dei servizi, che rappresentano il 21,6%, e comprendono importanti attività dell'artigianato quali la produzione di gioielleria e bigiotteria, ceramica, vetro e cornici, la lavorazione artistica del marmo, ferro, rame e altri metalli, la fotografia, i servizi alle persone come ad esempio i centri benessere e palestre, ma anche i servizi per animali domestici, mentre sono 1.422 i ristoranti e le pizzerie, che rappresentano il 23,9%, 435 i bar, caffè e pasticcerie, che rappresentano il 7,3%. Insieme si tratta di 1.857 imprese e del 31,3% del settore. Queste attività mettono a disposizione dei turisti i prodotti di qualità del comparto agroalimentare, contribuendo all'ospitalità. Sono invece 889 le imprese del trasporto persona, che rappresentano il 15%, che integrano l'offerta dello spostamento dei turisti pubblica. A seguire le 465 imprese di abbigliamento e calzature, che contribuiscono al successo sardo nel mondo della moda, che è tra i comparti più rappresentativi all'estero del Made in Italy e dello stile italiano.